Ben ritrovati dalla redazione. Tragedia al castello di Miramare di Trieste. Una donna è annegata nelle acque del porticciolo. La vittima è una signora di 74 anni. L'allarme è scattato verso le 10:30 di questa mattina, quando qualcuno si è accorto del corpo che galleggiava tra gli scogli. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza e l'automedica, la polizia di Stato, i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono stati proprio i pompieri a recuperare il corpo senza vita della donna. Sono in corso indagini da parte della Capitaneria di Porto per accertare le circostanze del decesso. Oltre 5 kg di cocaina, migliaia di pastiglie di ecstasy o oppiacei, tutta droga nascosta in case destinata allo spaccio locale, poi ancora 34.000 euro in contanti, vari Rolex e gioielli. La squadra mobile ha arrestato 4 triestini: il 46enne Daniele Comar, la 45enne Lucia Loperfido, i due sono conviventi, la 58enne Ira Capotorto e il 53enne Gianfranco Praticò. I due uomini indagati si trovano in carcere mentre le donne sono ai domiciliari. C'è parecchia inquietudine nel rione della Madonnina a Gorizia. Nei giorni scorsi si sono verificati nel breve spazio di un'ora 7 furti in altrettanti appartamenti, un'operazione evidentemente coordinata che non ha precedenti a Gorizia. Non si ricordano infatti episodi simili di così tanti furti nel medesimo complesso abitativo. Siamo nel compendio del condominio Giglio, una lottizzazione recente, ma anche l'area in cui planò nel cortile accanto ai garage una corriera dell'APT nei mesi scorsi. Nel tremendo incidente morì il 52enne David Braida, autista dell'azienda provinciale trasporti. Rimase vittima di un malore e perse irrimediabilmente il controllo del mezzo. Ritrovata e recuperata la fontanella di pietra del 1931 presente lungo la strada costiera, della quale si erano perse le tracce dopo che era stata divelta in un incidente stradale accaduto alcuni anni fa. Durante un addestramento nei pressi della Galleria Naturale sulla strada costiera che unisce Trieste e la località di Sistiana, il personale delle squadre SAF, Speleo Alpino Fluviale, del Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste, ha rinvenuto sul ciglione carsico ad una cinquantina di metri sotto il piano stradale 2 cassonetti delle immondizie e la fontana in pietra. Segnalato il ritrovamento ai comuni di Trieste e Duino Aurisina, il Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste ha organizzato l'intervento per la bonifica ambientale, recuperando i 2 cassonetti e la restituzione del manufatto storico alla cittadinanza. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo in prevalenza coperto quest'oggi con foschie e banchi di nebbia, specie sulla pianura pordenonese al confine con il Veneto. Dalla sera possibili deboli piogge sulla fascia orientale. Temperature massime in pianura fra 8 e 11 gradi, sulla costa fra 10 e 12 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.